Nuova ordinanza della Regione firmata questa mattina dal presidente Zaia, incentrata sulle riaperture, in particolare anche per gli asili nido, la categoria 03 che recepisce le richieste di strutture, famiglie e pediatri. Le linee guida sono state predisposte dal Veneto con 10 giorni di anticipo, condivise con le altre regioni e validate dai servizi di Dipartimento di Prevenzione delle stesse. Però a tutt'oggi non abbiamo notizie, magari fra un minuto, un istante, un'ora, un giorno, una settimana qualcuno ci chiamerà da Roma e dirà anche noi vi abbiamo validato le linee guida, ma noi non possiamo attendere oltre, sono ormai 10 giorni da quell'invio delle linee guida. Chiedevamo da un lato il recepimento in un DPCM, dall'altro quantomeno che ci fosse un passaggio da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Nell'ordinanza viene dato il via libera agli informatori scientifici del farmaco di rientrare negli ospedali, riaperte anche le sale gioco per i bambini e per queste varranno le stesse regole stabilite per i parchi gioco. Uso di piscine nei condomini e nei residence sarà consentito. L'efficacia temporale è fino al 27 di giugno. Grandi assenti restano sale da ballo, cinema, teatri, discoteche, sale bingo, fiere e sagre. A loro con tutta probabilità sarà dedicata la prossima ordinanza. C'è stato poi un passaggio sul nuovo ospedale di Padova. Zaia invoca il metodo Ponte Morandi per bruciare i tempi e avere l'opera completata entro 4 anni. L'ospedale di Padova col modello Morandi ci permette di mettere il cantiere, di iniziare a consegnare il cantiere entro il 2020. E in 4 anni finiamo l'opera. Questi sono i dati, applicando quelle leggi. Se applichiamo le nostre, 8 anni, sperando che non succeda niente nel frattempo.